C'è tanta gente, non poteva essere altrimenti per una partita così tanto attesa. La curva dei vicentini è colma, ma sono arrivati tantissimi tifosi anche da Verona. 1300 i biglietti messi in prevendita in settimana, andati bruciati davvero in poche ore. Questa è la cornice della sfida, tra l'altro, tra Breda e Mandorlini per l'allenatore del Vicenza. Mandorlini è una sorta di bestia nera, con lui ha praticamente sempre perso nelle sfide delle loro squadre quando si sono incrociate, soprattutto 2 stagioni fa nella finale playoff per la promozione dalla prima divisione alla Serie B. Ebbe la meglio Mandorlini, che vinse 2-0 a Verona, perse 1-0 poi alla Recchi di Salerno, ma la vittoria, la promozione fu del Verona. Andiamo adesso con le formazioni, perché come già anticipato nel corso del nostro prepartita ci sono diverse ed importanti novità. Cominciamo con il Vicenza, che non ha ancora pienamente a disposizione i 3 giocatori arrivati nelle ultime ore del mercato dalla Sampdoria. Soltanto Semioli va in panchina, Lazco e Padalino per ora si accomodano in tribuna. Allora il 3-5-2 di Breda con Pinzogli in porta, Martinelli, Pisano e Brighenti dietro. Al centrocampo Mustacchio, Pinardi, Castiglia, Misuraca e Gianni, preferito di Matteo. Davanti c'è la conferma per la coppia Malonga-Plasmati con Giacomelli che comincia dalla panchina. E adesso il Verona che conferma per 10/11 la formazione che ha battuto la Regina nel turno scorso al Bentegodi. L'unica novità sta nella presenza di Abate, che giocherà terzino destro e non Crespo davanti a Rafael. Il reparto è completato da Morras, Maietta e Cacciatore. Poi sui tanti ruoli di Cacciatore potremo ancora approfondire con Claudio Nofri. Laner, Giorgini, Martini al centrocampo, Gomez, Cacci e Rivas per il tridente d'attacco. In panchina Boginov e colui Alfredson e Bacinovic, che sono rientrati dagli impegni con le nazionali, rispettivamente la islandese per Alfredson e la slovena per Bacinovic. L'arbitro è Palazzino di Ciampino, gli assistenti Tasso e Melloni, il quarto uomo è La Penna. E allora Claudio, ne avevamo già parlato nel corso del prepartita, riparliamone ancora. Intanto quali temi tattici ti suggerisce subito in apertura questo match? Abbiamo detto del rientro dei nazionali del Verona, ma Mandorlini conferma ancora quel centrocampo così dinamico, così vivace, con Giorginio, Laner, Cacciatore barra Martigno, perché qui dobbiamo ancora capire chi gioca dove, che però aveva fatto già tanto bene contro la Regina. Cacciatore parte dietro e allora sarà lui il terzino a sinistra, sì, come anticipato esattamente dalla nostra grafica, con Martigno che giocherà più a centrocampo. Sì, i temi tattici, Daniele. Sicuramente il Vicenza dovrà non commettere l'errore di abbassarsi troppo con i 2 esterni di centrocampo, da una parte Mustacchio, dall'altra parte Gianni. Praticamente Breda ha mantenuto quasi inalterata, diciamo così, la formazione che ben ha figurato a Castellammare di Stabia. C'era solamente Di Matteo al posto di Gianni, che però era anche entrato in corso d'opera. Se si abbassano troppo, chiaramente per dare una mano ai 3 difensori contro il tridente del Verona, è chiaro che poi le ripartenze sono abbastanza difficoltose, quindi qualche volta dovranno rischiare i vari Brighenti, Pisano e lo stesso Martinelli a giocare praticamente uomo contro uomo, per dare la possibilità appunto a Gianni da una parte e Mustacchio dall'altra, che tra l'altro ha fatto una corsa fenomenale proprio a Castellammare, dando una palla invitante per Plasmati, che ha fatto la finta per poi segnare il gol, se non sbaglio, di Misuraca, ma comunque poi adesso vedremo. Malonga, esatto, proprio una bellissima azione innescata da questo esterno, anche lui ex Sampdoria. Ecco, fammi dire solamente questo: sicuramente con Semioli, Padalino e Lazco la squadra si è rinforzata, però in un reparto dove secondo me c'erano già buoni giocatori, perché Gavazzi oggi non gioca perché è infortunato, Di Matteo in panchina, Mustacchio abbiamo parlato, Gianni dall'altra parte. Insomma, mi sembra che si poteva operare in maniera meno omogenea, dando spazio ad altri ruoli come rinforzo. Sta per cominciare il match con il Vicenza, ovviamente con la maglia a strisce bianche e rosse, che in questo primo tempo attaccherà da sinistra verso destra, battendo il pallone di avvio. Il Verona in maglia giallo-blu. Palazzino sta aspettando, credo, magari Federica Masolini ci può dare una conferma su questo, la contemporaneità
che possa scattare anche in sintonia con gli altri campi. Infatti c'è ancora qualche attimo di attesa. Adesso arriva il fischio di Palazzino. Sì, non ancora. No, sì. Si comincia con il tocco di Malonga. È il primo pallone giocato dal Vicenza a sinistra con Gianni. C'è lo scatto da parte di Misuraka. E poi l'intervento, il primo dell'arbitro, per un calcio di punizione a favore del Verona. Con un po' di ritardo va Moras adesso a recuperare il pallone per battere questo calcio di punizione. Se ne occupa Abate, vi dicevo, l'unica vera novità di giornata per Mandorlini. Ricomincia lui sulla destra e non lo spagnolo Crespo. Vedi Daniele, come ti dicevo, praticamente si è abbassato Mustacchio su Rivas. Questo è un rinforzo per i tre difensori, però può essere una penalizzazione nelle ripartenze, perché sia Gianni che Mustacchio stanno troppo bassi in questo momento. Sale Abate, pallone dentro l'area di rigore per Rivas, che spalle alla porta, lo scarica poi per Laner, autore del primo gol nella serata vittoriosa del Verona contro la Regina, certo lì approfittando di una dormita clamorosa del portiere dei calabresi Baiocco. Laner, Juanito Gomez fermato, adesso prova a ripartire ancora con Misuraka il Vicenza, non passa però la marcatura di Moras, non c'è intervento dell'arbitro, qui niente calcio di punizione per il Vicenza. Ecco Cacciatore, il multiuso della squadra di Mandorlini. Sì. Terzino destro, centrocampista di destra, terzino sinistro, centrocampista centrale, centrocampista sinistro. Sì, l'unico ruolo che secondo me non può fare è quello che infatti poi dopo l'ha cambiato Mandorlini, quello di centrocampista centrale, perché è vero che può aggredire l'uomo con una certa facilità, ma poi impostare per lui è un problema. Misuraka vuole ripartire, ma Laner glielo impedisce. L'iniziativa ancora tra i piedi dei giocatori del Verona. Bello il colpo di tacco di Juanito Gomez, ma perfetto l'intervento su Abate, che stava provando ad entrare in area di rigore. La deviazione di Giorginio, rimessa laterale per il Vicenza. Molto bravo Castiglia, ragazzo che proviene dalle giovanili della Juventus. Ha fatto un intervento pulitissimo, anche se leggermente rischioso, perché era in area di rigore. È un giocatore che gioca basso, ha i tempi giusti per poter dettare i movimenti dei compagni e comunque, come abbiamo visto, sa anche interdire bene. Eccolo Castiglia, che la Juventus fece debuttare in Serie A nel gennaio del 2008 contro il Livorno. Prova a sfondare sulla destra Pinardi, così facendo però va a commettere fallo ai danni di Cacciatore. Calcio di punizione per il Verona. Certo, è un centrocampo molto propositivo quello del Vicenza, perché di Castiglia abbiamo parlato, sa interdire ma soprattutto dettare i tempi ai compagni. E poi Misuraka, che è praticamente quasi un trequartista, gioca sul centro-sinistra, e da questa parte Pinardi, che abbiamo imparato a conoscere come talento puro in tante occasioni. Rilancio interessante per Juanito Gomez, è ben piazzato però Pisano al centro della sua area di rigore. Pisano è il giocatore che proprio a Vicenza ha ritrovato un po' di continuità, se è vero che a Parma, Bari, Torino ha giocato pochino negli anni precedenti. Malonga, sì, però ha 168 partite in Serie A, quindi non uno scherzo, ed è impostato in un ruolo che credo non abbia mai fatto in carriera, perché lui praticamente è un esterno sinistro, sì. Gioca come centrale in una difesa a 3, mentre per quanto riguarda il Verona uno spostamento abbastanza particolare, quello di Rivas a sinistra, lui che predilige, credo, giocare dall'altra parte, con Gomez proprio sulla fascia destra. Palla per Martinelli, il capitano del Vicenza, 229esima presenza con la maglia biancorossa da 7 anni qui. Malonga, attenzione con il sinistro, Rafael. Ragazzo interessante veramente, sta facendo bellissime cose al di là dei 3 gol segnati. Insomma, è sempre stato un potenziale enfant prodige, poi si era un po' fermato. Cesena l'ha dato qui a Vicenza e si sta veramente ricostruendo. Però che storia quella di Malonga. Il Cesena lo dà via, prima gara in campionato, Vicenza contro Cesena, e lui fa doppietta. Giorginio,
Martinho, tra i migliori contro la regina, il brasiliano Cacciatore. Anche lui può fare, vedi come adesso, il centrocampista di sinistra, ma soprattutto, ho parlato con Chansoliano, il direttore sportivo del Verona, lui lo vede come potenziale crack come terzino sinistro, come giocava nel Paulista in Brasile. Fermato Rivas, che era andato a chiudersi in una sorta di gabbia tra i giocatori del Vicenza. Pinardi, controllo un po' difettoso, riesce comunque poi a controllare il pallone, si avvicina a Pinardi, una finta, rientra, ecco il cross, dentro a cercare Plasmati, la buona chiusura di Cacciatore sull'ex attaccante della Nocerina e del Varese. Rilancio profondo di Brighenti, palla che viaggia in aria per qualche secondo, poi bello ancora il colpo di tacco di Juanito Gomez, galoppa veloce centralmente Jorginho, il corridoio per Cacia, la chiusura, ancora Jorginho che torna sul pallone, si lotta a centrocampo, adesso Martinho, Laner, Cacciatore a sinistra, arriva adesso la chiusura di Mustacchio, Cacciatore ci pensa, aspetta l'arrivo di Martinho, pallone smistato dietro per Jorginho, ancora Rivas, si sta avvicinando, poi apre bene per Juanito Gomez, il controllo con la coscia, non con un braccio come qualcuno del Vicenza ha chiesto. Jorginho, palla dentro, non ci sono però sbocchi giusti per la manovra del Verona, tutto facile per Pinsoglio che l'anno scorso era arrivato a gennaio dal Pescara, dove era partito titolare, poi scavalcato in fretta nelle gerarchie di Zeman da Anania, è arrivato qui a Vicenza, tra l'altro finendo quasi per fare il terzo portiere alle spalle di Frison e di Acerbis. Quest'anno la società e Breda hanno deciso di puntare su di lui che è prodotto del vivaio della Juventus, ex nazionale under 21. Ecco cosa deve fare il Vicenza, proprio allargare i due centrali, perché c'è solo Cacia che può dargli fastidio. Qui c'è un fallo di Cacciatore che trattiene Misuraka e arriva il giallo per Cacciatore. Il primo provvedimento di Palazzino. Credo che abbia un po' accentuato Misuraka, adesso rivedremo il replay. L'ha toccato con, eccolo qui, vedi, lo tocca e si lascia anche andare. Certo, il fallo non lo devi commettere, perché appena tocchi l'avversario, però lui appena sente il braccio si lascia andare. Gianvito Misuraka, palermitano e prodotto del vivaio del Palermo, era il capitano della primavera rosanero. L'anno scorso ha giocato a Grosseto la seconda metà della stagione, che aveva cominciato proprio qui a Vicenza. Ha già segnato un gol nel turno contro il Cesena dopo la doppietta di Malonga. C'è Gianni sul pallone, vicino a lui anche Pinardi, occhio ai centimetri di Plasmati dentro l'area di rigore, anche Martinelli, un ottimo colpitore di testa. Plasmati si sta sbracciando, adesso parte Gianni che tira in porta, deviazione della barriera, sarà calcio d'angolo, il primo della partita per il Vicenza. Sì, ma si vede che avrebbe tirato in porta dalla postura e dalla posizione che aveva rispetto alla palla, non poteva sicuramente metterla in mezzo, quindi ha tentato la soluzione personale. È il 9° minuto del primo tempo, 0-0, primo corner, un tocco corto, Pinardi mette dentro, palla di ritorno ancora per Alex Pinardi che aggira Rivas, il cross al limite, mette fuori Abate. Può alimentare però la sua azione offensiva il Vicenza con Pisano che ripropone, gittata molto lunga per Malonga che mette giù bene il pallone. Malonga, occhio al suo destro, Malonga ancora si avvicina, Malonga, ma segna sempre Dominique Malonga ed è un grande gol. Vicenza 1, Verona 0, sempre lui, Malonga. Sempre lui, ma con grande merito, anche se una difesa del Verona un po' troppo morbida, ma lo stop è efficace. Poi si porta la palla verso la porta, dribbla un avversario e tira con una precisione incredibile. Ecco qui che rivediamo, primo stop Abate un po' troppo morbido, poi nessuno esce, chiaramente Maietta lo deve fare perché è protetto da due giocatori, non lo fa con i tempi giusti e dai la possibilità a Dominique Malonga di, da una posizione favorevole, passa sotto le gambe la palla, ma non ci può fare niente il portiere Rafael del Verona. Che dire, un avvio di campionato non malissimo per Dominique Malonga, 3 partite e 4 gol.
quando si dice avere il piede fatato ti riesce tutto. Certo, come dicevi tu Claudio, questo è un ragazzo interessante, a Cesena si era un po' arrestata la sua crescita, qui a Vicenza evidentemente ha trovato ambiente giusto, squadra giusta e la chimica insomma necessaria per poter ricominciare a fare il suo mestiere, e cioè quello dei gol. Qui il tocco di Plasmati ancora per Malonga, il Torino lo prese dal Monaco e il Torino lo fece debuttare in A, in panchina c'era Walter Novellino contro il Siena, poi un anno anche a Foggia, di nuovo il ritorno a Torino, 3 stagioni a Cesena. Ma quando ci sono le qualità è tutta una questione di maturazione e di ambiente. In questo ambiente probabilmente ha trovato la freschezza che aveva perduto negli ultimi anni, ma le qualità ci sono sempre state. Per quanto riguarda il discorso tattico, quello che avevamo fatto per quanto riguarda appunto il Verona, lo sta facendo invece molto bene il Vicenza. Si allargano benissimo sia Martinelli da una parte che Brighenti dall'altra, e Rivas e Gomez sono costretti ad abbassarsi sui due esterni Mustacchio e Gianni. Cacciatore, Rivas, la chiusura di Martinelli, pronto al raddoppio anche Mustacchio. Martigno agganciato da Pinardi, calcio di punizione per il Verona. Per noi bordo campo Federica Masolini. È un Mandorlini abbastanza teso, non ha commentato il gol preso dalla sua squadra, anche se era qualche minuto che chiedeva al suo centrocampo un po' più di pressing, un po' più di filtro. Non è soddisfatto nemmeno del lavoro delle punte, a parte Cacia che si sta muovendo molto e sta tirando su di sé l'attenzione ai due centrali. I due esterni devono fare più movimento e stare più attenti ad allargarsi. Dall'altra parte invece Breda è molto soddisfatto ovviamente, ma ha chiesto alla sua squadra di sfruttare più la fascia destra, dove Cacciatore spingendo spesso lascia sguarnita proprio quella porzione di campo. Martigno batte il calcio di punizione, il brasiliano va con il mancino, ha provato Juanito Gomez, arriva sì sul pallone, lo colpisce con la testa, ma è un pallone che finisce fuori quasi all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, rimessa per il Vicenza. Sì, è vero quello che ci riferiva Federica, ma è anche vero che in quella zona di campo, pur essendo molto duttile, come più volte abbiamo detto, Cacciatore quando arriva in fondo deve sempre rientrare con il piede destro, e allora la sua azione è meno efficace. Il rilancio di Gianni, palla sulla quale Gianvito Plasmati non riesce ad arrivare. Lo fa a Pinardi, il corridoio per Malonga che rientra sul sinistro, ci prova perlomeno la chiusura provvidenziale di Maietta. Questa volta provvidenziale, prima ha dormito un pochettino, ma che bella palla gli aveva dato Pinardi. Questo è un giocatore che non ha mai espresso compiutamente il suo valore, neanche a Cagliari in Serie A, poi a Novara così e così, non giocava neanche titolare, ma una tecnica veramente sopraffina. Giovanili dell'Atalanta. Sì, sempre un po' chiuso forse dalla presenza di Doni quando era giovane, di lui si parlava come potenziale crack del nostro calcio. Poi ha fatto abbastanza bene a Modena Alex Pinardi, 4 stagioni segnando 25 gol complessivi, ma soprattutto poi nell'ultimo anno frenato parecchio da tanti problemi fisici, uno particolarmente fastidioso alla schiena. Ma un giocatore davvero di grande qualità. Rivas, Cacciatore, Mandorlini vuole adesso la reazione dei suoi ragazzi, vediamo Rivas ancora che supera Martinelli, si avvicina Rivas con il destro, ribattuto il suo tiro da Castiglia. Qui Misuraka perde palla, Laner, arriva Cacia in area, Cacia! È il primo gol di Cacia con la maglia dell'Hellas. Daniele Cacia riporta tutto in parità al 14° minuto. Grande avvio di partita tra Vicenza e Verona. Due bellissimi gol, ma 2 gol innescati da indecisioni entrambi delle difese, perché anche qui hanno perso una palla e poi è stato bravissimo a pressare Laner e aspettare il tempo giusto con l'esterno destro a dar la palla. Eccolo qui, vedi, perdono la palla e qui viene Laner che aspetta benissimo i tempi perfetti per dare la palla all'uomo più libero che era Cacia, che non esita a buttarla dentro.
È il 71esimo gol in Serie B per Daniele Cacia. Quando si dice o si diceva attaccante di categoria, Mandorlini l'aveva detto con Cacia e anche con Bojinov che sta in panchina, ma con Cacia ho quel tipo di attaccante che forse mi era sempre un po' mancato in queste ultime stagioni, uno che la butta dentro, che è un piacere soprattutto a queste latitudini. Cacia l'anno scorso con il Padova era partito bene, con un super attacco con Cutolo, poi però una coppia che si è arenata ben presto insieme alle speranze promozione dello stesso Padova. Daniele, permettimi una correzione per quanto ti riguarda e anche riguarda Mandorlini. Questo non è un attaccante di categoria, potenzialmente è un attaccante da Serie A e anche di buon livello. È che si è fatto male tante volte, ha avuto infortuni molto lunghi e di conseguenza non ha potuto mai esprimere il suo valore di attaccante completo. È bravo di testa, bravo con i piedi, ha tutte le qualità che per emergere. Ormai ovviamente non è più giovanissimo, però alla Fiorentina ha avuto quell'infortunio onestamente che sì, si ruppe il malleolo e il perone quando giocava ancora con il Piacenza e di fatto era stato già certificato il suo passaggio alla Fiorentina, un doppio grave infortunio che ne ritardò proprio l'arrivo a Firenze, ma soprattutto un'affermazione piena in Serie A. 2 stagioni fa aveva segnato tanti gol nel Piacenza pur non riuscendo ad evitare la retrocessione della squadra biancorossa in prima divisione. L'anno scorso vi dicevo a Padova, stagione così così, comunque con 11 gol. Abbatte il cross, il colpo di testa a liberare di Castiglia. Abbatte il cross, ma lo deve fare di prima intenzione, non stoppare, poi ci si pone davanti il difensore, allora è difficile farla passare. In quella maniera aveva la possibilità, la palla era lenta, mettila subito con l'interno destro e sei più pericoloso. È un derby che sta mantenendo tutte le sue premesse perché l'avvio è stato spettacolare. Vedi come si allarga e allora Rivas deve abbassarsi. Questo è un qualcosa a favore del Vicenza nella costruzione del gioco. Castiglia per Malonga, occhio che riparte ancora il francese, ancora Malonga scambiato con Plasmati, sembra ispiratissimo Malonga, non gli è riuscito l'ultimo controllo. Martigno, Cacciatore, sta salendo a sinistra Rivas. Avevo detto che Rivas si esprime meglio sulla destra, però è anche vero che rientrando con il piede destro appunto dalla zona mancina, dalla fascia mancina, chiaramente può anche innescare i compagni sui tagli interni verso la porta o tirare lui stesso e insomma non ha un tiro trascendentale ma anche abbastanza preciso. Però Jorginho, sicuramente tra i migliori in questo avvio di campionato per il Verona. Laner, il tocco dietro ancora per Jorginho, si torna da Laner che ha cominciato la sua carriera proprio nel Verona. A Verona è tornato dopo un po' di anni, per lui una sorta di ritorno a casa. Cacia deve liberarsi di Pisano, ci riesce in qualche modo. Juanito Gomez scarica su Jorginho che sbaglia però il passaggio. Pinardi rischia un po', perché si rischia sempre quando si gioca un pallone così al limite della propria area di rigore. Poi Maietta con l'esperienza, col fisico su Plasmati. Che 2 gol ha fatto l'anno scorso Maietta, credo col Toro, adesso non mi ricordo l'altra. Col Toro lo abbiamo ripetuto tante volte, credo forse il gol più bello del campionato. Partì dalla sua metà campo, andò a fare gol dall'altra parte facendo un tunnel prima su un difensore del Torino e poi un pallonetto sul portiere. Pallonetto, è vero, ma da distante. Tra l'altro Maietta l'anno scorso di gol ne ha segnati 4 e non aveva mai segnato in carriera. Visto che sponda che ha fatto Cacia per l'inserimento appunto del compagno Gomez che poi ha tirato. A terra bate, l'arbitro non interviene. Poi chiude per il Verona Moras. C'è un uomo a terra, vediamo se si rialza, abbatte. Si sta riprendendo il difensore destro di Mandorlini. Il Verona su questo campo nella scorsa stagione vinse in Coppa Italia, perse poi in campionato 2-1, vinse poi anche la gara di ritorno al Bentegodi 2-0 contro il Vicenza. Si crea un mix match tra Pisano e Cacia che può essere altamente deleterio proprio per il Vicenza, perché devono uscire un po' alti sia Brighenti che Martinelli su Rivas e Gomez in qualche occasione, e se riescono a dare la palla quelli del Verona a Cacia anche girato di spalle c'è una evidente sproporzione di forze proprio a livello diciamo di stazza ma anche tecnica. Come abbiamo detto Pisano in quel ruolo ci ha giocato poco e niente.
Calcio di punizione per il Verona. Siamo al 20° del primo tempo. Jorginho sul pallone. Pronti ad entrare anche Moras, Abate, tante maglie giallo-blu vicino all'area di rigore del Vicenza. C'è anche Cacciatore, palla di Jorginho nel mezzo, ha toccato Plasmati ma l'arbitro ha visto un fallo proprio di Cacciatore al centro dell'area di rigore del Vicenza. Calcio di punizione per la squadra di Roberto Breda. Breda che l'anno scorso cominciò la stagione allenando la Reggina, poi venne esonerato, quindi richiamato. Grave errore secondo me del presidente espertissimo Lillo Foti, perché la squadra credo che fosse sesta, settima in classifica, non di più, quando è stato esonerato. Tra l'altro venne esonerato Breda all'inizio dell'anno, dopo la pausa, sì, dopo un pareggio a Vicenza. Esatto, esatto. E non per questo denigrare chi l'ha sostituito, Gregucci è un signor allenatore, però lui era del posto, diciamo così, perché era tanti anni che faceva anche settore giovanile prima di andare alla Salernitana, proprio a Reggio, ma soprattutto mi sembra veramente che abbia le caratteristiche del buon allenatore, anche perché l'ho allenato io a Genova e quindi ha imparato qualcosa. Pisano viene incontro Castiglia, gioca dritto per dritto a beneficio di Misuraka. Adesso Martinelli, poi Pisano si affida al lancio lungo a cercare Mustacchio. È troppo lungo il pallone per il giocatore cresciuto nelle giovanili del Cologne, club dilettantistico, poi Brescia, poi Sampdoria. Abate riesce a tenere il pallone in campo viaggiando sul filo del fallo laterale. Laner, ancora Abate. Laner, in mezzo al campo c'è Martigno, sta arrivando puntuale a sinistra Cacciatore. Cacia evita benissimo Castiglia, ancora Cacia, vuole infilarsi, resiste con il pallone tra i piedi, apre a destra per Abate, ecco il cross, pallone che arriva, il colpo di testa di Martinelli, palla che si impenna, rimane pericolosamente dentro l'area di rigore. Attenzione, Martigno con il sinistro, ribattuto il tiro del brasiliano. Verona qui molto pericoloso. Sì, perché ci ha messo un po' troppo a stopparla e poi tirare, gli sono andati incontro 2 o 3 giocatori, ma quello che ti avevo detto si sta verificando. Esce alto su Cacia Pisano, non riesce a rubargli la palla perché è troppo rapido Cacia, nonostante la stazza è troppo inesperto in quel ruolo. Proprio Pisano è quasi una bestemmia, perché chiaramente lui ha 168 partite in Serie A e anche diverse in Serie B, però in quel ruolo non ci ha mai giocato e quindi può avere difficoltà con un attaccante forte come Cacia. Pinardi verso Malonga che sfugge alla guardia di Cacciatore, che poi torna su di lui, sul lato corto dell'area di rigore. Malonga duetta con Mustacchio che prova la gran giocata per liberarsi di Rivas. Vorrebbe un intervento dell'assistente per un calcio di punizione che invece non c'è. No, non c'è per l'arbitro, ma secondo me invece c'è. Era netto l'intervento di Rivas sul Mustacchio. Mustacchio mette palla per terra, scambiato bene con Castiglia. Malonga combina bene la squadra di Breda in mezzo al campo. Plasmati cade nel contatto con Abate, rimane anche acciaccato per terra. Plasmati, il gioco si deve fermare. Vediamo qui. Ma sì, una leggera spinta, ma secondo me qui abbastanza tutto regolare. Invece prima c'era il fallo a favore del Vicenza. Plasmati l'anno scorso 5 gol complessivi, ne ha segnati 2 con il Varese, una doppietta contro la Reggina, e 3 con la Nocerina che di fatto è stata la squadra che gli ha permesso di tornare al calcio agonistico dopo un anno di inattività. Era rimasto praticamente bloccato per problemi contrattuali con il suo ex club, il Catania. Un giocatore che in Serie A si presentò subito con gol importanti, uno all'Inter, uno alla Juventus, segnato tra l'altro al Comunale, all'Olimpico, quando giocava proprio con il Catania. Tornando al Verona, Daniele, ma che squadra ha Mandolini tra le mani? Tra l'altro lui è diventato un'icona ben presto proprio a Verona, riportando in Serie B una squadra che stava per retrocedere in Lega Pro. E insomma ci sono in panchina Crespo e Boginov. Crespo secondo me è uno dei migliori terzini e può fare la A tranquillamente.
e Božinov è quel talento che si è perso ma che comunque ha sempre le potenzialità, diciamo l'alter ego di Malonga in questo senso, anche se lui è leggermente più anziano, è un 86, ma non so quante partite avrà già giocato nei massimi campionati, poi ha avuto quell'infortunio in Inghilterra che ne ha un po' depauperato le potenzialità. Sì, lui a Manchester si fece male gravemente 2 volte, prima al ginocchio, quando poi era appena rientrato si ruppe anche il tendine d'Achille, insomma 1 anno e mezzo praticamente di stop. Sì, però come dicevo in presentazione, secondo me è un talento un po' troppo precoce. Io l'ho visto giocare con l'Under 21 a 16 anni, l'aveva appena preso Corvino e poi quando è andata a Lecce ha cominciato a giocare da titolare subito a 16 anni e quindi questo magari ne ha un po' così inibito, diciamo così, la maturazione. Andiamo a bordo campo da Federica Masolin. Sì, perché come di solito le pause vengono sfruttate dalle panchine per avvicinare i propri giocatori. Allora Mandorlini ha richiamato a sé Martigno, ha cercato di registrare la sua posizione in campo, ha detto devi cercare di essere più stretto in fase soprattutto di spinta. Per quanto riguarda invece gli attaccanti ha chiesto a Cacia di chiudere sul mediano, dall'altra parte invece Breda sta insistendo su tutta l'ampiezza del campo, ha detto dobbiamo sfruttarla soprattutto in vie orizzontali. Cacciatore, palla per Rivas, bloccato da Castiglia, la palla sta scivolando verso il fallo laterale, ci arriva prima Mustacchio, poi allontana Pisano, Martigno e Pinardi vanno a contendersi il pallone, poi Plasmati fa altrettanto con Maietta, ancora la meglio il difensore centrale capitano del Verona che poi porta palla, cerca un corridoio, lo trova quasi per se stesso dopo un rimpallo favorevole, alla fine la parata di Pinsoglio, subito con le mani il portiere vicentino per Gianni. Anche lui Maietta, settore giovanile della Juventus, tanti anni fa perché non è più giovanissimo, però ottimo interprete di quel ruolo, soprattutto quando si distende e fa quei gol che abbiamo detto. Mustacchio, grande fuga sulla destra, deviazione poi di Cacciatore, va a prendere il calcio d'angolo, il secondo per il Vicenza. Ecco perché ti dicevo, secondo me la campagna di rafforzamento è stata buona quella del Vicenza, perché ha preso giocatori che comunque Lasco ha fatto Champions League in patria, poi ha giocato nella Sampdoria anche in Serie A, Semioli, Padalino, però qui con Mustacchio, con Di Matteo, con Gianni e altri insomma erano già coperti. Il cross di Mustacchio, questa volta non granché, intervento semplice per Rafael De Andrade. Ha tagliato a Modena alla prima di campionato il traguardo delle 200 partite con la maglia giallo-blu. Il colpo di testa di Brighenti, Giorginio in mezzo al campo, lo prende Malonga, ancora a destra il tocco per Abate, Moras. Quello che ci riferiva Federica di stringere la posizione di Martigno è vero, ha un compito duplice, diciamo così, che deve marcare un talento come Pinardi che abbiamo visto quando si distende da delle palle importanti e poi però deve attaccare lo stesso, quindi Pinardi è meno bravo in fase difensiva, una situazione abbastanza complicata. Va a prendere palla Cacia, poi vuole cucire lui stesso l'azione scambiando con Abate, finisce per terra Cacia, non c'è intervento dell'arbitro, Cacia sta rivolgendosi all'assistente di linea come a dire ma come non hai visto che c'era fallo su di me? Vediamo qui, eccolo l'intervento su di lui da parte di Brighenti. Tutto regolare per Palazzino, 28esimo di questo primo tempo, 1-1, grande partenza, adesso più equilibrio. Malonga, il colpo di testa per Plasmati, Moras. Abate mette fuori, non granché questo rinvio del difensore destro di Mandorlini. Plasmati, lo scarico dietro per Misuraka. Pinardi cerca un varco, cerca una soluzione, Martigno gliela impedisce, poi è bravo il brasiliano ad aprire a sinistra per Rivas, arriva in chiusura proprio Pinardi, si accentra Rivas, palla dentro per Cacia che però rimane troppo distante rispetto alla traiettoria disegnata dall'argentino ex Bari e Varese. Si è lasciato ingolosire da questa palla filtrante che però non aveva senso perché Brighenti e Pisano coprivano perfettamente la profondità, doveva scaricare in una zona meno pericolosa ma che lo sarebbe diventata proprio per Lanner che aveva battuto Misuraka nell'inserimento e quindi avrebbe potuto puntare alla porta, scambiare con i compagni o tirare. Ecco Abate, adesso di nuovo Giorginio,
poi Martigno con il sinistro, ha provato a piazzare, palla facile per Pinsoglio. Sì, buono l'inserimento, però ha calciato debolmente con l'interno piede, perché con il collo aveva praticamente un uomo davanti, quindi voleva far girare la palla dietro, alle spalle, diciamo, dell'avversario. Il cross dentro l'area per Plasmati, dietro di lui colpisce Cacciatore, poi ancora Pinardi prova a riproporre, palla di nuovo che si alza al limite Plasmati, ma il suo diventa un passaggio per un avversario, cioè per Juanito Gomez. Adesso Laner, Jorginho, Cacciatore, largo da questa parte c'è Rivas, riceve l'argentino, lo scambio con Cacciatore forse favorito anche da un tocco di Mustacchio. Sì, stranamente attacca più il Verona sulla fascia sinistra, dove appunto, come dicevamo, Cacciatore non ha il piede suo in quella fascia, meno Abate, che solitamente invece è capace di inserimenti senza palla importanti. Martigno vince il contrasto, ecco il cross dentro l'area di rigore per Cacia. Sì, questa invece era intelligente, perché Brighenti era all'interno forse anche troppo e si era liberato con un movimento ad entrare e poi uscire proprio Cacia, però il calcio di Martigno era troppo potente e poco a girare. Pinardi, ricomincia il Vicenza dentro il cerchio di centrocampo, destra Martinelli, di nuovo Alex Pinardi, fa il movimento a venire incontro Plasmati, poi torna indietro. Misuraka, palla dentro, posizione regolare per Pinardi che alza il pallone dentro l'area di rigore, arriva con un po' di ritardo Plasmati, qui potenzialmente una grande chance per il Vicenza. Posizione regolarissima, non ha messo la palla indietro sull'inserimento di Plasmati, la linea era troppo perfetta per l'intervento di Rafael. Martigno, Laner, pardon, Jorginho, poi Laner, adesso Abate, di nuovo Laner, eccolo Jorginho, giocava nella San Bonifacese quando lo ha preso il Verona. Martinelli alza il pallone per lo scatto di Mustacchio, il rimbalzo del pallone lo favorisce mettendo un po' in difficoltà Cacciatore, che poi va a deviare. Terzo corner per il Vicenza. Ma te l'ho detto, gli esterni sono efficacissimi, quelli del Vicenza, soprattutto qui a destra quando c'è Gavazzi. Allora Mustacchio gioca leggermente più interno, come nella gara contro lo Spezia, però quando si pone nel suo ruolo naturale di esterno di centrocampo ha un passo veramente importante. Mustacchio che con la Sampdoria ha fatto nel 2009 il suo debutto sia in Serie A anche in Coppa UEFA. Pallone dentro, ha messo fuori Moras, Rivas, poi Martigno da dietro, lo tocca Castiglia, calcio di punizione per il Verona, è rimasto per terra infortunato la spalla. Martigno. Non è il fallo che era netto, però gli ha toccato la gamba, ma poi quando è caduto probabilmente ha avuto problemi alla spalla, come vediamo. Sì, staff medico del Verona subito in campo per capire il problema alla spalla di Martigno. Qui rivediamo la dinamica dell'azione, arriva dietro Castiglia, il fallo, sai che forse si sgambetta da solo? Sì, è possibile, anche se quelle cose sono difficili da vedere, perché basta un tocco quando stai correndo per perdere l'equilibrio. Sì, esatto, a velocità normale sembrava netto il fallo di Castiglia, poi con quell'ultimo replay mi è sembrato quasi che Castiglia l'abbia sì sfiorato, ma che poi il giocatore del Verona si sia sgambettato da solo. Comunque calcio di punizione per la squadra di Mandorlini. Comunque a me piace molto sto ragazzo, è dell'88, non è proprio giovanissimo. Palle di Martigno. Martigno è arrivato al Catania, poi l'anno scorso al Cesena, comunque in una situazione abbastanza particolarmente, diciamo così, negativa, però ha fatto la sua buona figura, e qui nel Verona in quel ruolo che non è il suo, perché lui è un terzino sinistro naturale. Mi sembra che abbia questo passo, perché nel momento in cui viene pressato è uno che si libera con il passo e con la tecnica nel dribbling, e quindi può mettere in difficoltà, come dicevamo, proprio Pinardi. Allora Martigno non solo non rientra in campo, ma è uscito dal campo, ha un problema serio alla spalla che pare gli si sia proprio slogata. Entra Alfredson. Sta entrando Alfredson. Insomma mica male, esce Martigno. Parlavi delle alternative del Verona, insomma Alfredson, Bacinovic, Bojinov in panchina, Crespo, non male.
Intanto Mustacchio va a puntare al vertice delle righe dell'area di rigore, ancora lo spunto di Mustacchio, la parata non difficile comunque di Raphael, ma Mustacchio è sicuramente il migliore del Vicenza in questo primo tempo. Qui rivediamo il suo guizzo, poi con il destro. Sì, il calciatore si era posto come doveva con la gamba destra per impedire il cross, ma è già la seconda volta che fanno buonissime azioni, prima Pinardi, adesso Mustacchio, ma il cross non è efficace perché è troppo verso il portiere. Bordo campo, Federica Masolini. Sì, per raccontarvi di un Martigno che è uscito dal campo oltre che dolorante, molto preoccupato, continuava a ripetere al medico del Verona, cerca di farla rientrare proprio perché pare che la spalla sia uscita dalla sua sede. Pronto Alfredson ad entrare, a lui poche parole, quelle di Mandorlini, e tu fai quello che sai, perché insomma sai già e abbiamo provato quello che devi fare. Tra l'altro se fa quello che sa o fare, che fece vedere tra l'altro il girone d'andata l'anno scorso, io insomma insisto sempre su quanto sia stato straordinario il girone d'andata di Emil Alfredson, poi calato nel girone di ritorno. Ancora Mustacchio, il cross dentro, ma Mustacchio sta facendo un lavoro pazzesco su questa fascia, come ha fatto a Castellammare, ti dico, ha fatto una progressione in occasione del gol di Malongai incredibile, ne ha dribblati 3 o 4 in velocità e l'ultimo anche con la tecnica, e poi ha messo sta palla invitante. Un giocatore anche lui proveniente, come dicevamo, dalla Sampdoria, quindi ci sono una marea di esterni proprio blu cerchiati, perché insomma è arrivato Lazco che è un mancino, ma Semioli e Padalino sono destri e potrebbero comunque disturbare proprio la crescita di questo ragazzo e dello stesso Cavazzi, che però è stato ceduto alla Sampdoria, ci andrà il prossimo anno. Allora in campo Emil Alfredson, è un campo che lo ispira particolarmente, questo del Menti, perché l'islandese qui nella passata stagione segnò sia in Coppa Italia, gara vinta come vi ricordavo dal Verona, sia in campionato, gara invece vinta dal Vicenza. L'anno scorso lui nei primi mesi di campionato si presentò con 5 gol nei primi 3 mesi, poi di gol ne ha segnati in totale 6, perché l'ultimo, il sesto, lo segnò l'11 di febbraio. Insomma davvero prima parte della stagione meravigliosa per lui, la seconda un po' meno, e questo avvio di campionato sembra poter ricalcare un po' la fine della scorsa stagione, perché Alfredson è apparso ancora un po' in ritardo di condizione, ancora un po' apparso appesantito. Sì, però torno a fare il nome di Lillo Foti, non perché gli voglia male, ma anzi lui è un esperto del calcio da almeno 25 anni, però come ha fatto a dar via Alfredson quando giocava lì in Serie A, e soprattutto addirittura questo ragazzo ha giocato, è vero, nel Verona, ma in Lega Pro, diciamo, e quindi insomma era veramente un obbrobrio. Un cacciatore, palla per Jorginho al limite, lo ferma bene Pisano, Malonga si guarda un po' intorno, appoggia su Pinardi, lo scatto davanti di Plasmati, aspetta l'arrivo di Mustacchio che dà una mano ovviamente qui sulla fascia destra. Pinardi attaccato da Jorginho, giusto, non c'è fallo secondo l'arbitro, per terra Pinardi, può andare dall'altra parte il Verona a contrattaccare con Alfredson. Jorginho, ancora Alfredson, sta invocando il pallone centralmente Cacia, palla invece a sinistra per Rivas, al centro dell'area. Cacia si sta arrabbiando con i compagni, ma sbaglia perché non c'era il passaggio, assolutamente. Brighenti e anche Gianni avevano chiuso bene la diagonale interna, non c'era quel passaggio. La rimessa di Cacciatore. È che i centravanti vogliono sempre la palla addosso, chiaramente, perché pensano sempre di poter segnare, ma la lettura era sbagliata di Cacia. Rivas, Jorginho, ancora Cacciatore, Rivas sfugge a Martinelli, Rivas in area di rigore, Rivas il cross sul secondo palo, ma stava entrando Cacia. Qui non c'è intesa tra i due, pericoloso molto il Verona. Abate, sempre squadra di Mandorlini, però dentro la metà campo del Vicenza. Lo scambio tra Abate e Laner, fermato Abate da Brighenti, intervento pulito del difensore di Breda. Il colpo di testa altrettanto pulito di Moras in anticipo su Plasmati. Sì, difensore di Breda che è un 89, quindi anche abbastanza giovane, giocava sempre in Lega Pro. Comunque sta facendo molto bene, si è guadagnato i galloni da titolare con molto merito. Giocava nel Viareggio, poi sì, già dal gennaio scorso era rientrato a Vicenza. L'anno scorso ha chiuso con 9 presenze. Nicolò Brighenti, che è nato tra l'altro proprio in provincia di Verona, a Bussolengo. Rivas,
Alfredsson a sinistra, il cross dell'islandese, si era già coordinato per la battuta Cacia, c'era fuori gioco però calcio di punizione per il Vicenza. Stava già segnando l'arbitro sul taccuino il gol di Cacia, perché Pisano è stato fenomenale. Dietro a 2 metri c'era pronto il centravanti del Verona a ribadire in rete. Ho qualche dubbio sulla posizione di fuorigioco che secondo me non c'era. Però è stato molto bravo Pisano, pizzicare la palla con la testa. Eccolo Pisano, Brighenti, ancora Pisano, adesso i ritmi sono bassi, siamo al 40° del primo tempo, un quarto d'ora di fuoco, il vantaggio del Vicenza con Malongà, poi il pareggio al 14° del Verona con Cacia. Quarto gol per il francese, il primo con la nuova maglia per l'attaccante calabrese dell'Hellas. Qui c'è un fallo commesso ha preso in da faccia. Misuraka. Così distinto, senza cattiveria sicuramente, ma ha alzato molto la gamba, il fallo è giustissimo. Tornando al Verona, chiaramente un organico importante, perché hanno visto quali erano i punti deboli l'anno scorso. Gli esterni, Abate oggi gioca, ma c'è Crespo che sarà sicuramente il titolare, e dall'altra parte chiaramente c'era Scaglia, e in questo caso ora gioca Cacciatore, ma o Pugliese, ma può giocare sicuramente Martini. Tra l'altro vorrei ricordare che il Verona ha, tra gli altri giocatori, ne ha 30, ma tra gli altri ha gente come Carrozza, come Cocco, come Grossi. Sì, esatto. Grossi anche, che insomma un pupillo di Sannino, quindi chiaramente Chansoliano, avendo lavorato con lui, se ne è ricordato. Laner, Jorginho, Juanito Gomez. Non si è visto moltissimo Juanito nel corso di questo primo tempo. No, ha fatto 2 attacchi importanti, due colpi con il tacco, aveva messo in condizione un compagno di andare dentro. Laner mi sembra la prima volta, però poi dopo è un po' sparito. Eccolo qua, eccolo centralmente, Juanito Gomez, palla che filtra per Cacia, poi però arriva la chiusura di Brighenti. Maietta resiste al tentativo di Malongà. Rafael, accenno di pressione su di lui di Plasmati, palla subito distribuita in direzione di Jorginho. Alfredsson, ancora Jorginho, ci pensa su, trova Juanito Gomez. Per l'argentino comunque 2 gol in questo avvio di campionato, entrambi segnati su rigore, uno contro lo Spezia, uno contro la Reggina. Laner, ancora Moras. Il ritmo, come dicevi giustamente te, è calato un po' perché siamo a inizio stagione, poi fa molto caldo, ma soprattutto per quanto riguarda il Verona attacca a pieno organico, ma si copre benissimo il Vicenza di Breda. C'è spazio a destra ancora per Laner, pensa al cross, lo mette, c'è Cacia, la palla rimane per qualche attimo in campo, poi finisce fuori, sarà rimessa per il Vicenza a bordo campo. Federica Masolini. Parlavate della prestazione un po' in ombra di Juanito Gomez, se ne è accorto anche il suo allenatore Andrea Mandorlini, che lo richiama molto spesso, lo ha richiamato anche poco fa proprio perché Gomez si era avvicinato troppo alla posizione di Rivas. Allora gli ha detto: prima di tutto comincia a tenere la posizione e poi cerca di fare quello che è il tuo lavoro, ossia fare gol. Pisano, ecco il rilancio verso Plasmati, di testa lo scambio poi con Pinardi, ancora Plasmati, dietro Castiglia, si muove Malongà a sinistra, riceve invece a destra Alex Pinardi, bello il pallone dentro per Misuraka, c'è Mustacchio pronto all'ennesimo cross, lo mette Mustacchio, era scivolato al centro dell'area Malongà, ancora dall'altra parte il controcross, palla dentro Plasmati! Una super parata di Rafael. Mamma mia, che parata che ha fatto questo, incredibile veramente, perché ha colpito benissimo Plasmati. Prima aveva attaccato Malongà, non l'aveva preso perché gli era passata sopra, vedi, eccolo qui, anticipa nettamente il difensore che è Cacciatore. Ma che miracolo che ha fatto, veramente una reattività. Guarda, non era neanche centralissima la palla, era leggermente sulla sua destra, ma ha avuto una reazione fantastica. Altro cross dentro l'area del Verona, ancora a cercare la testa di Plasmati. Attenzione ad Alfredsson che stava per ripartire. Poi ancora Brighenti, riapre male a sinistra.
per Pinardi, allora scappa via su quella corsia Laner, subito il pallone profondo per Cacia che lo lascia rimbalzare, lo lascia scorrere. Comincia l'ultimo minuto di tempo regolamentare in questo primo tempo, fermato Daniele Cacia. Martinelli, palla per Malonga. Sì, Cacia non deve insistere troppo in questi dribbli, soprattutto quando le gambe sono ferme. Quando è lanciato ha anche questo tipo di potenzialità, però non è rapido e quindi non può dribblare negli spazi stretti. Plasmati protegge bene il possesso di palla, poi dà su Mustacchio. Pinardi è entrato in area di rigore, fermato Pinardi, poi Plasmati lotta ma commette fallo ai danni di Maietta. Sempre Pinardi adesso si sta arrabbiando con l'assistente di Palazzino, invocando un intervento che non c'è stato per l'azione precedente. Sì. Ha preso la palla, ma l'intervento secondo me è scomposto, vediamo, guarda, vedi, poi anzi non ha preso neanche la palla, ha preso solo le caviglie. Questo è il fallo di Plasmati, che arriva in scivolata, diciamo così, ma a quel punto chiaramente va dritto sulle gambe dell'avversario. Il fallo c'è tutto. Sì, forse potremmo rivedere dopo. Mentre qui rivediamo ancora la super parata di Rafael. Voto 10. 10 e lode, perché stava andando verso perché stava andando dall'altra parte, quindi la palla ha dovuto avere veramente una reazione con le gambe e con il corpo straordinaria, proprio per coordinarsi e buttarla fuori. Moras, cominciato già il recupero. Brighenti alza il pallone sulla testa di Juanito Gomez, poi Laner ancora verso Juanito Gomez in aria, Juanito con il sinistro e poi Cacia, ancora Cacia. 2-1 Verona. Allo scadere del primo tempo la doppietta di Cacia. Avevamo invocato Juanito Gomez che non si era visto, eccolo qua, dribbla alla grande con l'interno destro, se la porta sul sinistro, già un bel miracolo da parte di Pinsoglio, ma poi inesorabile Cacia che è stato prontissimo a ribadire in rete. Buonissima però l'azione di Juanito Gomez, talento puro in quanto a dribbling, eccolo qua, vedi, però qui la tirare. Difesa del Vicenza, sì, lasciamelo dire, non bene. No, non bene. Quando nasce l'azione, perché hanno un po' cincischiato lì, Juanito Gomez con Laner hanno di fatto costruito quest'azione, poi bravo Pinsoglio a ribattere, però davvero il calcio è una materia straordinaria. Rafael fa una parata da premio Oscar con il possibile vantaggio del Vicenza, si va invece al vantaggio del Verona. Sì, perché hai ragione tu, è la precedente entrata dei 2 o 3 difensori del Vicenza che ha messo in netta difficoltà Pisano, perché non poteva entrare con pressione su Juanito Gomez, perché l'avrebbe saltato e avrebbe rischiato anche il rigore, quindi gli ha dato quel metro per rientrare, poi di sinistro comunque l'ha messa nello specchio della porta e Pinsoglio era stato bravissimo, ma Cacia altrettanto. Sorpasso Verona dunque dopo l'1-0 di Malonga, la doppietta di Cacia. In questo primo tempo il meglio c'è stato in testa e in coda, nel mezzo una fase abbastanza equilibrata, ma l'avvio di questo match e poi il finale di questo primo tempo veramente degni di nota. Finisce la prima parte al Menti con il Verona avanti 2-1 grazie alla doppietta di Cacia che ha risposto al vantaggio di Dominique Malonga. Un grande derby, adesso Super Spot. Adesso ci siamo davvero per riavviare il match del Menti, il derby tra Vicenza e Verona con la squadra di Mandorlini avanti 2-1 grazie alla doppietta di Cacia che ha risposto al gol iniziale di Malonga. Non ci sono stati cambi durante l'intervallo, vi ricordo che il Verona ha dovuto cambiare un uomo, è uscito Martigno, è entrato Alfredson. Martigno in questi momenti è stato trasferito nell'ospedale di Vicenza perché ha una lussazione della clavicola, quindi infortunio abbastanza serio.
Tanti auguri al brasiliano per poterlo rivedere presto sul campo. E si ricomincia con il Verona che batte il pallone d'avvio. Il tocco dietro per Cacciatore. Maietta. Adesso Abate. Anche Jorginho non sta facendo una brutta gara, nonostante non sia propriamente il suo ruolo. Lui l'anno scorso giocava a centrodestra. Bacinovic dovrebbe essere il titolare in quel ruolo, però insomma le gerarchie in casa Mandorlini sono abbastanza fluttuanti, perché lui si basa esclusivamente sullo stato di forma visto in allenamento. Rilancio di Pisano, controllo difettoso di Plasmati, gli porta via il pallone Alfredson con l'aiuto di Jorginho. Sì, è un leitmotiv, no? Questo lancio di Pisano col mancino in mezzo al centro, diciamo, dell'attacco, e sembrerebbe abbastanza casuale e quasi sprovveduto, però sempre Plasmati e anche Malongà riescono comunque a stoppare la palla e a far salire la squadra. Qui l'anticipo abbastanza deciso di Moras sullo stesso Malongà. Brighenti, il colpo di testa di Jorginho impedisce a Malongà di arrivare sul pallone. La rimessa laterale sarà comunque per il Vicenza. Adesso Pinardi, fermato da Laner. Alfredson. Anche Laner è una presenza lì in mezzo, e poi autore di quell'assist vincente con i tempi giustissimi. Avesse aspettato qualche secondo in più sarebbe andato in fuorigioco Cacia. Quindi vedi, si fa dare la palla, sa costruire e interdire alla stessa maniera, e poi comunque ha fatto questo assist importante. Vi dicevo di come Laner abbia cominciato la sua carriera tra i professionisti proprio a Verona. 7 presenze in Serie B nella stagione 2002-2003, la stessa stagione, la 2002-2003, in cui Mandorlini era allenatore del Vicenza, una squadra quella che partì malissimo, praticamente era ultima dopo il primo mese di campionato, poi arrivarono 7 vittorie consecutive. La squadra praticamente all'arrivo dell'inverno arrivò in cima alla classifica, poi riuscì a mantenersi in zona promozione fino all'ultimo mese, poi però un pareggio contro il Lecce 1-1 e una sconfitta successiva, insomma, peggiorarono le cose. Alla fine i tifosi si arrabbiarono un bel po', esposero anche degli striscioni che Mandorlini andò personalmente sotto la curva a contestare. Da quel momento si ruppe il rapporto tra Mandorlini e la curva vicentina, un rapporto che si cercò di riannodare ma senza grande successo. Insomma, da lì poi le strade si divisero. Sì, hanno un po' fischiato questa iniziativa di Mustacchio nel dribblare un uomo, ma è l'unico che tenta di creare superiorità numerica, di andare sul fondo e mettere in mezzo. L'ha fatto all'inizio anche Pinardi. Misuracca un po' spento oggi in questa soluzione. Pinardi, palla tenuta bassa per l'inserimento in area di Malongà, arriva prima di lui però Maietta, sempre molto attento il capitano del Verona, eccezione fatta per il gol di Malongà, occasione nella quale un po' tutti i difensori del Verona hanno fatto male. Laner, Jorginho, Alfredson, tocco corto di ritorno ancora per il brasiliano. Adesso a destra Abate, Juanito Gomez largo sulla corsia, vuole combinare con Abate ma non ci riesce, restituisce palla agli avversari il Vicenza. Juanito Gomez, Laner, ecco il pallone dentro con lo scatto di Cacia. Buona la chiusura qui con il controllo di petto da parte di Pisano, il suo rilancio, Malongà prolunga per Plasmati, Moras non si lascia scavalcare, poi Pinardi con un braccio, secondo Palazzino, calcio di punizione per il Verona. Io non li fischierei mai, però questa è un'opinione personale, perché è vero che l'ha presa con il braccio, ma come fa a tagliarsela? È impossibile, da 0 metri gli tira una botta dedi, e lì cosa deve fare? Non può toglierla. Per me non c'è il fallo in quell'occasione. Abate, Laner, Moras con calma la difesa del Verona, che adesso deve provare a gestire questo gol di vantaggio. Brighenti esce con autorità, con sicurezza su Juanito Gomez. Sì, Castiglia, anche se nelle ultime 2 occasioni ha sbagliato 2 passaggi importanti proprio dalla propria linea difensiva.
si era un po' disunito e avevano ripreso la palla quelli del Verona. Fallo di Moras ai danni di Malongà, ha espresso tutto il suo disappunto il difensore greco per questa decisione dell'arbitro. Calcio di punizione già battuto. Pisano, poi Martinelli, qui ha calibrato malissimo il pallone che Mustacchio non riesce più a controllare. La rimessa è per il Verona. Stavo dicendo, bene, si allarga bene Martinelli sulla destra perché Rivas è andato su Mustacchio e quindi hai lo spazio per andare. Chiaro che poi il servizio è stato inguardabile. E allora ricomincia la squadra di Mandorlini, che poi nel prossimo turno riceverà al Bentegodi il Novara di Tesser, che sta pareggiando 1-1 in casa contro la Juve Stabia. Ma attenzione perché è stato espulso Gonzales nel Novara e quindi non ci sarà proprio nella sfida contro l'Hellas. Il Vicenza giocherà una seconda gara consecutiva qui in casa ricevendo il Brescia. Con l'anticipo di ieri sera pareggiato 0-0 al Regamonti contro il Padova. Laner, Brighenti mette fuori il controllo di Malongà, ancora bravo il francese Malongà, si sta aprendo a sinistra Plasmati, riceve ancora Plasmati, dall'altra parte invoca il pallone Mustacchio tutto solo, riceve ma c'era fuori gioco. Secondo me ha visto bene, anche se ha ritardato un po' Malongà proprio perché il passo non era sul primo dribbling, vedi? Vediamo? No, mi sono sbagliato io e anche il guardalinee, tutte e due insieme, non c'era assolutamente perché centralmente Maietta rimetteva tutti in gioco. Jorginho, l'inserimento di Emil Alfredson, ancora Jorginho, si sta allargando a destra a Juanito Gomez. Laner, è salito anche Abate, va dall'altra parte Laner servendo Jorginho. Alfredson attaccato da Pinardi, adesso Cacciatore. Rivas, classico movimento di Rivas ad accentrarsi, palla per Cacia, non c'è l'inserimento di nessun compagno, deve tornare indietro Jorginho. Abate, ancora palla sull'Laner, non c'è grande movimento, non c'è grande dinamismo, allora si va con passaggi corti soprattutto orizzontali, addirittura all'indietro. Adesso Laner su Moras, attaccato da Plasmati, con calma il greco. Quando si dice la bravura tattica individuale anche nella fase offensiva, ma cosa è andato a fare vicino a Cacia Juanito Gomez sull'1-2 con Rivas? Gli ha portato un uomo e se si fosse allargato Cacia avrebbe potuto o tirare o innescare lo stesso numero 21 del Verona. Ha fatto una cosa brutta. Attenzione perché sta per entrare Semioli e dal coordinamento di regia Chiara Telleschi ci informa che uscirà Plasmati e quindi cambia decisamente la fisionomia dell'attacco del Vicenza. Eccolo qua il cambio, fuori Plasmati, dentro Semioli. Rinuncia ai centimetri, al peso specifico del suo numero 28 Breda, mette dentro un giocatore offensivo più piccolo, più mobile. Sì, ma non so se andrà a fare la seconda punta, lui è un esterno destro chiaramente naturale, vedremo se Misuracca o Pinardi andranno ad affiancare lo stesso Malongà. In questo momento prende la posizione di sinistra Semioli, ma vedremo nello sviluppo del gioco. Semioli al suo debutto con la maglia del Vicenza. Nelle ultime 2 stagioni molti infortuni hanno condizionato il suo rendimento e le sue presenze in campionato con la maglia blu cerchiata. Vedi che è Pinardi che si pone come riferimento avanzato. Vediamo se è un 4-3-3. Sì, Mustacchio a destra, Semioli a sinistra e l'unica punta di riferimento è Malongà. I 3 centrocampisti rimangono ovviamente Misuracca, Castiglia e lo stesso Pinardi. 4-3-3. Adesso Castiglia, è lui che porta il pallone. A destra Mustacchio, sicuramente tra i migliori se non il migliore del primo tempo per il Vicenza. Martinelli, Pinardi, arriva la chiusura subito di Laner, palla per Semioli che smista immediatamente. Ecco il cross da parte di Gianni, la palla rimane in campo, Semioli la lascia rimbalzare, poi va a prendersi il calcio d'angolo. Del resto Martinelli ha giocato con Maran tante volte anche come terzino destro in una difesa a 4, quindi è abituato a farlo, e anche Gianni qui a sinistra. Pinardi, il tocco dietro per Castiglia, di testa appoggia su Mustacchio, l'inserimento di Martinelli,
poi Malongà, calcio di rigore, a terra Martinelli e calcio di rigore senza neanche mezzo dubbio. Palazzino, lo sa anche Maietta di aver commesso il fallo da rigore. Parlavamo proprio di lui, si è inserito, ma chiaramente lo sbaglia tutto di Maietta che ha sulla coscienza 2 gol. Eccolo qui, vediamo, sì. Tocca la palla, Perde il pallone, vediamo. Poi in ritardo va a calciare sulle gambe dell'avversario. Calcio di rigore, adesso è pronto Pinardi, 11° del secondo tempo. Ancora qualche attimo, vuole tutti fuori Palazzino, fischia Pinardi, destro, ribatte e poi gol! Era riuscito Rafael a ribattere con le gambe, ma il pallone quasi beffardamente rotola dentro la porta. 2-2. Che sfortuna per Rafael, incredibile, aveva intuito, l'aveva parata, poi con la gamba chiaramente non è riuscito a frenare la direzione della palla che piano piano è andata oltre la linea di porta. Un rigore calciato malissimo, ma quello che è importante è che sia entrato. Sì, davvero non granché l'esecuzione di Pinardi. Guardate Rafael che con entrambi i piedi praticamente riesce a respingere. La palla rimane per un attimo in campo, poi sbatte ancora sulle gambe di Rafael e finisce sul piede sinistro. Guarda, lui la colpisce con il destro buttandosi, però la fa carambolare sulla caviglia sinistra e va dentro. 2-2. È davvero molte emozioni in questo pomeriggio di Vicenza. Abate il cross verso Cacia, il colpo di testa di Pisano con ottima scelta di tempo. Alfredson travolge Misuraka, calcio di punizione per la squadra di Breda. Allora, vista la posizione di Pinardi, è più riconducibile l'atteggiamento e il modulo del Vicenza in un 4-2-3-1, perché Pinardi è dietro a Malongà proprio in verticale 10-15 metri, l'esterno sinistro è Semioli, dall'altra parte Mustacchio, i due mediani sono chiaramente Castiglia e Misuraka. Maietta, palla per Rafael, esce abbondantemente fuori dalla sua area di rigore. Rafael arriva quasi a centrocampo per andare a questo rinvio e finisce direttamente tra le mani del suo collega Pinsoglio. Gianni, adesso Semioli, palla verso Malongà, Moras, poi Jorginho, Alfredson, Jorginho ancora a cercare Cacia, il rimpallo poi favorisce Pisano e quindi il rinvio con il mancino di Pinsoglio. Castiglia non riesce a superare l'arbitro, poi il secondo pallone è buono per Castiglia che lo appoggia su Mustacchio. La chiusura di Alfredson, si infila Mustacchio, ancora grande progressione. Arriva questa volta la chiusura buona da parte di Maietta, ma Mustacchio conferma di avere un dinamismo veramente eccezionale. Se ne parla poco di questo ragazzo e ti ripeto, hanno preso Semioli, hanno preso Padalino, ma questo è un ragazzo che sulla destra fa veramente dei danni incalcolabili, ma alle difese avversarie. Rimessa laterale per il Verona, è pronto Abate. Anche lui come Maietta 4 gol nella scorsa stagione, a pensare che in tutta la sua carriera ne aveva segnati 3 in totale. Rinvio di Brighenti, Mora su Malongà, di nuovo Abate, Juanito Gomez prima di Pisano, il palleggio dell'Argentina, ancora Juanito, poi bloccato appena fuori dall'area di rigore, ma con un fallo secondo l'arbitro, e c'è calcio di punizione per il Verona. Però che tecnica Juanito Gomez, si è visto poco, ma quando innesca questi palleggi, questi fraseggi, questi dribbling è veramente piacevole anche a vedersi. Eccolo qui col mancino, la fa passare sopra, poi con la testa riesce comunque a tenere il pallone. Vediamo poi successivamente Martinelli, Misuraka gli ha pestato il piede.
Prima del calcio di punizione velocemente Federica Masolini. Per raccontarvi di un Mandorlini molto pensieroso, non è soddisfatto di una squadra secondo lui troppo che non è molto cattiva in sostanza, una squadra che deve essere più aggressiva su ogni pallone. Allora a proposito di questo ha mandato a scaldare oltre a Bacinovic e Crespo anche Valeri Bojinov. Bacinovic che proprio su calcio di punizione a Modena aveva segnato il primo gol stagionale in campionato del Verona. Qui potrebbe provare Alfredson con il sinistro, Jorginho con il destro. È una posizione decisamente invitante per i tiratori del Verona. Più per un mancino come Alfredson, però la palla è più spostata verso e quindi tende a uscire col mancino. 6 uomini in barriera per il Vicenza. Tra di loro va anche Rivas. Parte Jorginho e un tocco per Alfredson. Poi Juanito Gomez. Ancora prova l'argentino. Ma bella però, perché hanno fintato di attenzione Daniele. Cacciatore, cross ribattuto da Martinelli. Prova a ripartire il Vicenza. Misuraka, Martinelli, Pinardi, largo sulla destra, guadagna rimessa laterale. Bella soluzione Daniele, mi è piaciuta veramente, perché hanno fintato di tirare con il tocco verso Alfredson, che ha fintato il tiro, è uscito dal guscio anche attraverso un blocco proprio Juanito Gomez, che non ha trovato la porta. Adesso c'è il Vicenza dentro la metà campo del Verona con Gianni, viene incontro Semioli, ancora gioca su Gianni, Semioli in mezzo a 2, Jorginho porta via il pallone, abbatte Moras, lo attacca Malonga, si rifugia dentro la sua area di rigore. Moras appoggia su Rafael, rinvio del portiere brasiliano del Verona, Martinelli. Pisano, si torna dal capitano del Vicenza, Martinelli. Ancora lui, classe 82, torinese, prodotto del vivaio del Torino. Sì. Mi piace la lettura tattica di Breda, al di là del fatto che poi comunque la squadra ha fatto gol appena ha cambiato modulo e interpreti, però mi piace che un allenatore sappia leggere, comunque non abbia paura a cambiare. Semioli cerca spazio per un cross, non lo trova, doveva commettere fallo, una spinta sull'Aner, calcio di punizione per il Verona. Con calma Abate, qui rivediamo Semioli che ha perso il pallone, va a cercare di riconquistarlo. Primo piano intenso di Andrea Mandorlini. Tra l'altro Mustacchio, tornando proprio a Mustacchio, è un giocatore che ha 5 partite in Serie A con la Sampdoria, poi una ventina e oltre con l'Ancona, e adesso qui a Vicenza sta facendo molto bene, quindi è papabile per ulteriori miglioramenti che potrebbero anche innescarne una carriera migliore rispetto a quella che ha fatto fino adesso. Sì, ricordiamo che è ancora giovane, classe 89. Altro calcio di punizione fischiato da Palazzino per il Verona. Batte Moras, adesso Laner, Jorginho, Alfredson, che vi ricordo essere entrato già nel corso del primo tempo al posto di Martinho. Per lui, per il brasiliano, per Martinho intendo, lussazione di una clavicola, qui ammonizione per Gianni, fallo ai danni di Juanito Gomez. Sì, l'1-2 era riuscito, forse si poteva anche approvare eventualmente una regola del vantaggio, perché l'Aner comunque aveva una posizione discreta per poter comunque dare la palla agli avversari o puntare alla porta e tirare, però l'arbitro ha ammonito immediatamente Gianni. Calcio di punizione ancora con Jorginho e Alfredson vicini al pallone. Certo, qui siamo decisamente più lontani rispetto al punto di battuta precedente. Allora Rivas sempre a disturbare la barriera. Sì, qui si andrà ad un pallone dentro l'area. Si sono già piazzati per il Verona Juanito, Moras, Maietta, ecco il pallone dentro l'area di rigore, il tocco di Cacia e poi Maietta. 3-2 Verona, il gol del capitano dell'Hellas. Il Verona rimette la freccia e torna davanti al 20° minuto, 3-2. Allora ovviamente merito di Maietta, che si riscatta dopo due situazioni estremamente negative, quella del primo gol del Vicenza e anche il rigore causato per il gol appunto che ha pareggiato i conti. Però gli schemi di Mandorlini su punizione mi sono piaciuti entrambi, anche se questo non è particolarmente difficoltoso da intuirsi, però ha messo una bella palla su un movimento, blocchi che hanno liberato poi
dopo rimpalli vari, proprio Maietta che da 2 metri non ha avuto difficoltà a buttarla dentro. Guarda il tocco di Cacia che diventa smarcante per Maietta, e poi avete visto la corsa perdifiato di Maietta sotto la sua curva, quasi a chiedere scusa con questo gol, a fare pace dopo gli errori dei 2 gol del Vicenza. E siamo 3-2. Che partita Almenti, il tocco dentro di Pinardi per Semioli che non arriva. Bravo Daniele, che bella partita veramente. Questa Serie B sta facendo vedere delle cose importanti. Abbiamo visto il Sassuolo, lo Spezia, il Livorno, veramente che offrono, al di là dei risultati, spettacoli importanti. E qui, oltre al Verona che è la favorita netta, anche il Vicenza si sta facendo comunque ben valere. C'è la mossa di Breda che sta per mandare in campo Giacomelli, un gol per lui nella giornata inaugurale al picco di La Spezia, ed uscirà Misuraka. Cacia per Juanito, pallone che è un tracciante basso, para Pinsoglio. Ancora più offensiva sicuramente. Giacomelli è una seconda punta e Misuraka è giusto toglierlo, perché oggi veramente, nonostante la bravura tecnica, si è visto poco. Allora il gioco è fermo, momento buono per il cambio in casa Vicenza, dunque dentro Stefano Giacomelli. L'anno scorso ha cominciato con il Pescara, poi passato alla Ternana, non ha segnato nessuna rete nel corso dell'annata 2011-2012. Il Pescara lo prese dopo averlo visto fare invece molto bene nei 4 anni a Foligno, dove aveva segnato tra l'altro 18 gol nell'anno e mezzo precedente l'arrivo in Abruzzo. Allora adesso è un 4-2-4 abbastanza chiaro. Mustacchio a destra, Semioli a sinistra, le 2 punte Giacomelli e Malongà, e Pinardi che ha fatto 10 metri indietro proprio per affiancare Castiglia. Giacomelli ha giocato il suo primo pallone, lo fa per Pinardi, palla di ritorno ancora per Giacomelli, il suo pallonetto dentro l'area di rigore, alla fine non riesce più a passare Giacomelli. Bordocampo, Federica Masolini. Sì, perché tra qualche minuto è arrivato il momento anche di Valeri Boginov, non sappiamo ancora per chi entrerà. Intanto vi racconto di un Mandorlini sempre più carico, addirittura ha vietato ad Abate di avvicinarsi alla panchina per bere, vuole insomma che i suoi mantengano l'attenzione altissima per questa partita. Il rilancio di Brighenti, Moras ancora implacabile su Malongà. Abate, il colpo di testa di Brighenti, Abate ancora, sarà rimessa per il Vicenza. 23esimo minuto, guai a pensare che questa sia una partita finita, perché ci sono ribaltamenti continui di emozioni, di gol. Ecco Rivas, spalla a spalla con Mustacchio che lo ferma fallosamente, calcio di punizione. Rivas si è visto poco, qualche intervento nel primo tempo abbastanza pericoloso. Lui deve fare di più sicuramente con quel dribbling stretto che ha, puntando l'avversario. Adesso ci è riuscito. Giacomelli, il tocco dietro con il rinvio di Mustacchio verso Malongà. Maietta, poi Alfredson, ancora Maietta, Cacciatore. Sai che sono andato a vedere la carriera di Maietta, mi sembra che non abbia fatto tanti gol, anzi credo nessuno prima dei 3. Sì, l'abbiamo ricordato prima. Ecco, l'anno scorso sentito. 4 gol e prima non aveva mai segnato in carriera. È vero, è vero. La palla finisce fuori, la rimessa laterale è per il Verona, con le mani Abate. Tocco dietro per Moras. Moras che tra l'altro potrebbe fare anche il terzino destro, a Bologna l'ha fatto più volte. Quindi veramente un reparto che con Crespo, Abate e lo stesso Moras eventualmente volesse cambiare il centrale di difesa è ben fornito. Porta palla Martinelli, prova a rialzarsi il Vicenza ancora dopo il terzo gol del Verona. Qui il pallone è troppo lungo di Pinardi per il tentativo a destra di Mustacchio, che ha corso tanto e che sta adesso per uscire dal campo, perché entra Maiorino. Mustacchio comunque promosso a pieni voti in questo derby contro il Verona. Cambio perché è affaticato con
tutte le corse che ha fatto di 30-40 metri con e senza palla, chiaramente. Adesso entra Maiorino. Devono pressare a mio avviso Laner e Alfredson più alti Castiglia e Pinardi, perché hanno sempre comunque un libero dietro che si chiama Jorginho e sono praticamente, devono sfruttare la superiorità numerica non solo nella fase offensiva ma soprattutto quando devono interdire proprio il giro palla dei due centrocampisti del Vicenza. Rafael, palla molto alta del portiere brasiliano, colpo di testa di Martinelli, ha forse sfiorato anche Cacia, poi l'ultimo arrivato Maiorino, secondo campionato per lui con la maglia del Vicenza, che lo prese dal Brindisi. Sì, è venuto qui a sinistra al posto di Semioli, che si è posto al posto di Mustacchio proprio a destra. Abate, palla verso Cacia, 2 gol ed un assist, giornatona per Daniele Cacia. Colpo di testa di Rivas, Martinelli di forza su Juanito Gomez, arresta il pallone con il petto Malonga, ha commesso fallo Giacomelli, calcio di punizione per il Verona. No, per il Vicenza. Ah sì, mi sembrava. È il fallo di Moras secondo me su Malonga, che gli ha dato una spinta, probabilmente adesso rivedremo. Dal tipo di rimprovero che mi sembrava no, tale. forse è questo. Che Palazzino stava rivolgendo a Giacomelli. Intanto il colpo di testa da parte di Semioli. Colpita bene, anche che solo troppo centrale, vedi, stacca bene dietro alle spalle di un difensore e davanti a Cacciatore, però non imprime forza e angolazione. Colpo di testa da parte di Brighenti, poi quello di Jorginho. Maiorino arriva prima di Juanito Gomez che tocca, sarà rimessa laterale per il Vicenza. Giacomelli se ne va, palla al piede sulla sinistra, prova ad entrare, non trova lo spazio, guadagna però calcio d'angolo sulla deviazione di Matteo Abate. È pronto a battere lo stesso Giacomelli, il tocco dietro per Pinardi. Lascia passare il pallone Maiorino per il cross di Gianni, anticipato Semioli, sarà ancora calcio d'angolo per il Vicenza che sta provando ad intensificare i suoi sforzi alla ricerca del 3-3. Palla per Pinardi, tocco dentro morbido per Malonga che cerca spazio, non riesce a trovarlo, poi va al corpo a corpo con Cacciatore. Sarà rimessa dal fondo per il Verona. Sì, Cacciatore non ha fatto passare Malonga. Sì, è stato bravo Cacciatore, ma che stop ha fatto? Qui l'ha già fatto lo stop importante, perché era difficilissimo in mezzo a due giocatori. Poi Cacciatore si aiuta un pochettino con le braccia, ovviamente, come deve fare anche un difensore in quella situazione, non rischiando però troppo. Jorginho guadagna metri superando Martinelli, poi appoggia su Alfredson, il pallone rimane in campo, Alfredson fa viaggiare il pallone ancora su Pisano, una spinta di Alfredson abbastanza evidente, calcio di punizione per il Vicenza. Bravo Pisano, non si è fatto superare da un'accelerazione imponente di Alfredson, però ha coperto bene con il corpo la traiettoria di corsa dell'avversario ed è arrivato nettamente prima. Cambio nel Verona, entra Bacinovic, fuori Rivas e anche Mandorlini cambia pelle alla sua squadra, entra un centrocampista centrale, esce un attaccante esterno come Rivas. Vediamo come a questo punto si trasforma la squadra giallo-blu. Sì, è azzeccato anche questo cambio. Rivas si è un po' seduto dopo un inizio abbastanza brillante. Bacinovic, questo è un ragazzo dell'89, secondo me ha delle qualità importanti sotto il profilo dell'interdizione, ma anche comunque nella regia classica, non magari fantasiosa, però mi dicono a Palermo di avere che abbia un carattere un po' troppo chiuso, molto timido, e quindi questo lo ha penalizzato, però davanti alla difesa sa farsi valere molto. Bordocampo, Federica Masolin. Jorginho, mezzala a sinistra, queste le indicazioni che Mandorlini ha dato a Bacinovic, al quale ha aggiunto: ora non dobbiamo rischiare niente. Sì,
vuole portare a casa ovviamente il risultato Mandorlini, sarebbe decisamente importante, sarebbe il secondo successo consecutivo in questo avvio di campionato con il Verona già protagonista. Jorginho mezzala a sinistra e Alfredson che si alza sulla zona occupata precedentemente proprio da Rivas, quindi mantiene inalterato l'atteggiamento, la disposizione, diciamo così, con caratteristiche ovviamente diverse rispetto a Rivas. Alfredson ha un altro tipo di gioco. Cacia su Juanito Gomez, a vuoto Gianni, ma il mancato intervento di Gianni rende allo stesso Juanito Gomez impossibile poi controllare il pallone. Giacomelli, il tocco dietro per Castiglia. Adesso chiaramente dopo una partita con ritmi sempre molto sostenuti, con un caldo ancora importante, insomma affiora anche la stanchezza. Maiorino, Castiglia, arriva Pisano, adesso tutto il Vicenza dentro la metà campo del Verona. Martinelli, pallone alto dentro a cercare Pinardi, ha messo fuori Maietta, poi Bacinovic, ancora Maietta, dietro per non rischiare Pisano, c'era Cacia su di lui, sta sbracciando Mandorlini davanti alla sua panchina, più tranquillo sembra, appare Breda. Pisano, Brighenti, altro retropassaggio su Pinsoglio. Comunque cambio tecnico secondo me azzeccato da parte di Mandorlini, ha messo un frangiflutti davanti alla difesa come Bacinovic, che vedi come va a aggredire, tra l'altro è anche abbastanza fresco nonostante abbia giocato 2 partite con la sua nazionale. La fuga a destra di Semioli che poi si ferma, appoggia su Pinardi. Giacomelli viene a prendere palla dietro, Maiorino, palla di ritorno ancora per Giacomelli che entra in area di rigore. Moras però fa non buona, ottima guardia, non passa il Vicenza. Sì, quello che deve fare un difensore, porsi sulla traiettoria di corsa dell'avversario e quindi accusare poi eventualmente un fallo o lasciare scorrere la palla sul fondo del campo. Dicevo di Bacinovic, l'avevo commentato la partita del Palermo contro il Maribor e si misero in luce 2 giocatori che avevo più volte sottolineato in cronaca e li avevano già presi quelli del Palermo, perché dopo a cena con i dirigenti ho saputo appunto che li avevano già preso. Uno era Ilicic e l'altro era proprio Bacinovic. Sta per entrare Crespo e qui invece con l'ingresso dello spagnolo non ci saranno stravolgimenti nel Verona, perché esce Abate, un terzino destro per un altro terzino destro. Tutto questo al 33esimo minuto, quando il Verona sembra poter gestire la partita con relativa tranquillità. Vicenza in effetti appare, come vi dicevo, un po' stanco adesso, dato in vantaggio la squadra di Breda, poi aveva saputo rimontare una prima volta sul 2-1 del Verona. Il terzo gol dell'Hellas di Maietta sembra aver invece parecchio condizionato anche la tenuta psicologica la squadra biancorossa, che comunque ha ancora un quarto d'ora di tempo per provarci. Malonga guadagna calcio di punizione, era stretto in mezzo a 3 avversari, se l'è cavata bene il francese. Ma 4 gol, ma anche situazioni di copertura della palla, di tecnica, veramente un ragazzo ritrovato. Semioli, arriva Pinardi, palla dentro ancora per Semioli che scivolando vuole servire senza riuscirci Maiorino. Gianni per Giacomelli, Lanner prima di lui, si scontrano i 2 giocatori, ha visto un fallo di Giacomelli. Netto, gamba tesa, protesta il pubblico, ma non ce n'è motivo per questo fallo. Sicuramente vedi come alza la gamba con il piede a martello, quindi ci sta tutto il fallo. Batte il calcio di punizione Moras. Pallone profondo del difensore greco. L'anno scorso è tornato a giocare in Italia dopo la non buonissima esperienza nel calcio inglese con lo Swansea. Sì. Fallo proprio di Moras. Tra l'altro lui con la AEK d'Atene ha giocato tantissimo in Europa, Europa League e anche Champions. Cross verso Maiorino in area di rigore. Maiorino, era tutto regolare, si erano fermati per un attimo i giocatori pensando
che Maiorino avesse colpito con un braccio, l'arbitro non è intervenuto, poi invece interviene adesso Palazzino perché c'è un fallo di Brighenti che spinge su Cacia. E Maietta si tocca il bicipite destro e probabilmente ha accusato qualche problema, e devo dire che Maietta, al di là del gol che comunque sta decidendo questa partita, oggi non mi è parso veramente lucido, perché anche in questa occasione non si sa se fischiano il mani, tu gli devi andare comunque dietro, invece si è fermato e gli ha dato la possibilità all'avversario di giocare una palla in area di rigore pericolosa. Sta decisamente zoppicando adesso Maietta, che continua a toccarsi la coscia a sinistra. Mandolini ha già fatto i suoi 3 cambi, Sì. allora in questi ultimi 10 minuti più recupero Maietta deve provare a resistere. Intanto Juanito Gomez, Alfredson largo sulla sinistra, va a puntare Martinelli, sta arrivando l'aiuto anche di Semioli. Alfredson fa in tempo a dare dietro per Jorginho, adesso Cacciatore, palla centrale per Juanito Gomez, qui sbaglia il primo controllo, gli è fatale, riparte il Vicenza che esce dalla sua area di rigore con Gianni. Che spirito di sacrificio di Cacia, che ha visto la potenzialità di un contropiede e nonostante sia molto stanco è tornato sui suoi passi, diciamo così, cercando di disturbare l'azione di ripartenza del Vicenza. C'è Alfredson adesso ancora pronto ad attaccare la corsia di sinistra del Verona. Martinelli su di lui, palla verso Jorginho, la chiusura di Pisano. Martinelli con l'esterno dentro l'area di rigore per Gianni. Deve provare a sveltire l'azione il Vicenza, allora adesso prova ad accelerare a sinistra Giacomelli, porta palla Giacomelli, lo affronta Laner, guadagna calcio di punizione il numero 10 biancorosso. Ecco, un netto divario a livello di passo rispetto a Laner. Giacomelli è troppo più rapido. Sto continuando ad osservare Maietta sì, che non sta bene per niente. Guarda Bacinovic, vedi cos'è Bacinovic, questo è un giocatore così, solo che ha sto carattere che mi hanno detto adesso qui perde palla però la recupera, poi la riperde e insomma adesso non finisce più. Martinelli era in fuorigioco, però hai visto l'aggressività che ha, no? La sua bravura a strappare la palla dai piedi dell'avversario, e quindi proprio per questo dico che la mossa è stata azzeccata, perché in quel momento ci voleva una freschezza che Jorginho non aveva più, mettendo anche una certa copertura di Alfredson sulla sinistra, che è più centrocampista rispetto a Rivas. Calcio di punizione per il Verona, batte Cacciatore, gittata profonda nella zona di Alfredson che anticipa Martinelli, il controllo di Cacia, resiste ancora Cacia, ottimo lavoro di Daniele Cacia. A destra c'è Juanito Gomez, Giocatore questo. palla per Crespo, Laner, si chiude il triangolo con lo spagnolo, vuole passare ancora di forza, quasi con irruenza Crespo, il rimpallo lo favorisce, c'è Cacia dentro l'area di rigore, sta arrivando Jorginho con il destro, Jorginho dinanzi a lui è riuscito a respingere Martinelli che immolandosi però si è fatto male. Colpito e affondato si diceva alla battaglia navale, perché le ha preso proprio in faccia, è cascato. Però bella l'azione di Cacia, perché non ha dato la palla a Crespo che si era inserito ed era più vicino, però aveva un avversario che lo disturbava e ha visto proprio, guarda adesso vedi, può darla a Crespo, però c'è quell'avversario che ne disturba il passaggio e arriva proprio Jorginho che becca in faccia l'avversario. Sì, prende in pieno volto Martinelli che però si è già rialzato. Pallonata sì, ma non violentissima. Eccolo Martinelli, ovviamente da regolamento adesso va fuori dal campo, ma è pronto per rientrare. 39esimo del secondo tempo, Vicenza 2, Verona 3. Qui stiamo vedendo e rivedendo ancora il destro piazzato di Jorginho che finisce dritto sulla faccia del capitano del Vicenza. Il rilancio di Pinardi mentre Martinelli è rientrato. È andato a staccare Maietta, ma sentendo ancora una fitta alla coscia. Sai che è pericolosissimo giocare tra l'altro con un problema di questo tipo, perché rischi veramente in uno scatto che non puoi esimerti da fare, se magari l'avversario sta facendo gol ti puoi strappare.
però guardiamo anche l'altro lato della medaglia, lui sa che non ci sono cambi a disposizione, allora si sta mettendo al servizio della squadra, sì, sì, pur in condizioni menomate. Certo. Federica Masolini in bordo campo. Sta stringendo i denti, sì, Maietta, che poco fa però si è avvicinato alla sua panchina, ha chiesto l'intervento dei medici perché ha detto non so se ho un crampo o un indurimento, insomma in sostanza ho davvero male, ha chiesto del ghiaccio spray ma non c'è stata tempestività da parte dello staff medico e lui si è particolarmente arrabbiato. Cacciatore Jorginho, un guizzo per liberarsi di Pinardi, se ne va il brasiliano con l'esterno dentro per Cacia. Buona la chiusura di Brighenti. Moras non si lascia scavalcare dal pallone con Malongà alle sue spalle in agguato. Crespo con la testa per Laner. Juanito Gomez, tocco per Bacinovic. Jorginho, poi una sorta di colpo dello scorpione di Juanito Gomez. Sì, perché si stava inserendo in profondità, la palla gliel'ha data dietro Jorginho e quindi ha fatto questo capolavoro di acrobazia. Tra l'altro il cambio ha dato la possibilità a Jorginho di giocare nel suo ruolo reale. Vedi Bacinovic, è questo, adesso non mi fa Pinardi, fare brutta figura perché sbaglia il passaggio, però è così. Però Pinardi qui mi è sembrato Eccolo qua, veramente vedi? molto affaticato, sbagliando il passaggio finito tra i piedi di Bacinovic. Poi con un po' di difficoltà il Vicenza riesce comunque a tenere il pallone dentro il campo. Palla per Malongà, ci ha provato Semioli, palla che non giunge a destinazione. Bacinovic, Laner attaccato da Pinardi, vuole ancora andare in pressione il Vicenza nonostante la stanchezza di fine partita. Brighenti, bene qui su Cacia, si allunga il pallone, lo recupera giocandolo su Semioli. Laner poi su Jorginho che non può evitare quello che diventa un fallo laterale per il Vicenza. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di partita, il Verona è avanti di un gol, 3-2. Sì, questione di caldo, di preparazione fisica, ma hanno sentito molto quelli del Vicenza il gol di Maietta perché la manovra è molto involuta in questo momento. C'è ancora però uno spunto di Malongà che va a conquistare un altro calcio d'angolo per la squadra di Breda. Palla che arriva in area di rigore un po' arretrata. Pinardi colpisce di testa ma con palla che finisce largamente al lato. Nessun problema, nessun rischio per Rafael e per il Verona. Adesso il controllo di Malongà. Maietta chiedeva un tocco di mano. Tornata a 3 adesso, ho visto l'indicazione appunto di Breda di dire a Maiorino di andare sulla destra con Giacomelli qui a sinistra e Malongà punto di riferimento. Chiaramente poi Pinardi è centro-sinistra con Castiglia davanti alla difesa e Semioli un pochettino più interno. Adesso attacca l'avversario. Alfredson, poi Maiorino, adesso Pinardi. Pur con qualche pausa mi è sembrata buona la prova di Pinardi, sempre contraddistinta da grande qualità. Semioli, lo aspetta Alfredson, va a cercare ancora in mezzo al campo Alex Pinardi. Ecco il corridoio per Giacomelli che si gira, vuole un cross, lo mette, il colpo di testa di Bacinovic, poi Cacciatore butta più lontano che può. Non ci sono giocatori del Verona dentro la metà campo, tutto dietro adesso l'Hellas a difendere il gol di vantaggio e allora può andare anche con i suoi difensori il Vicenza. Martinelli, poi dall'altra parte Semioli, ecco il cross, palla che non arriva, c'è Cacia da solo contro 3, perde palla l'attaccante del Verona. Castiglia, Giacomelli, sforzo finale del Vicenza, Giacomelli con il destro, palla facile per Rafael. C'è una stanchezza evidente in tutti i 22 in campo, grandissimo, grande caldo e poi una partita veramente brillante, comunque atleticamente forte e adesso stanno pagando il tutto. Pisano, cominciato l'ultimo minuto di tempo regolamentare al Menti, il Verona è avanti di un gol, il colpo di testa di Moras su Malongà,
La rimessa per il Vicenza, Giacomelli subito con le mani per Pinardi, ha sbagliato però abbastanza banalmente Giacomelli, c'è il cambio fallo. Sì, ritiro tutto sul cambio di modulo del Vicenza, è solamente cambiato il fatto che Giacomelli è venuto a sinistra come esterno e Maiorino è andato a fare la seconda punta vicino a Malongà, quindi rimane praticamente un 4-2-3-1. Saranno 4 minuti di recupero che comincerà tra 15 secondi. Alfredson, poi Cacciatore, Jorginho, ancora Emil Alfredson, palla di ritorno per il brasiliano, va all'1 contro 1 con Castiglia. Jorginho tiene palla, Cacciatore disturbato da Maiorino, poi Martinelli subito per Pinardi che non aggancia, Moras qui dietro con calma il difensore greco su Rafael, il rilancio del portiere Juanito Gomez, fermato da Gianni, la rimessa è per il Verona. Juanito Gomez, confermiamo un po' quello che abbiamo già detto durante il primo tempo, non in grande giornata oggi, qualche colpo ma molto sporadico, può fare sicuramente molto meglio. La rimessa di Crespo verso Cacia che invece ha fatto molto bene. Brighenti per Pisano, vuole e non può fare altrimenti, fare in fretta il Vicenza. Semioli, il controllo, palla di ritorno all'indietro per il suo capitano Martinelli, adesso Castiglia, sempre Martinelli, vediamo se butta palla davanti. Ragione il Vicenza, vuole giocare palla, Semioli va all'1 contro 1, supera di netto Alfredson, palla dentro, Rafael non controlla e poi ha fischiato l'arbitro, fallo credo di Giacomelli. Ecco, questo è il Semioli che avevo imparato a conoscere nelle giovanili del Torino, poi ha fatto una carriera anche di un certo rilievo. I problemi fisici degli ultimi 2 anni ne hanno chiaramente l'hanno posto in difficoltà anche nel giocare titolare nella Sampdoria, però queste sono le qualità di questo giocatore: puntare l'uomo, saltare e mettere delle palle invitantissime in mezzo. Palla recuperata ancora dallo stesso Semioli. Castiglia, momenti finali della partita, Vicenza 2 Verona 3. Martinelli, pallone al limite, Moras mette fuori, Cacia con calma su Jorginho, sente arrivare a sinistra Alfredson, lo serve, sta chiamando il pallone Cacia davanti, Alfredson saggiamente invece gioca all'indietro per Cacciatore. Bacinovic sbaglia, colpo di testa di Martinelli, ha già scambiato con Semioli, altro pallone profondo del capitano biancorosso a cercare Malongà che tiene il pallone in campo, adesso Malongà che prova ad accelerare. Maiorino, uno spunto ancora sulla destra, ecco il cross basso, troppo corto però. Altra occasione interessante nata sulla destra per la squadra di Breda. Dall'altra parte occhio alla partenza di Cacia sul pallone di Alfredson. Pinsoglio dopo lo scambio con Pisano. Hai già Claudio il tuo uomo partita Sky? Sì, quello che ha ricevuto un lancio un po' troppo lungo adesso perché altrimenti avrebbe messo di nuovo in difficoltà, si chiama Cacia, giocatore di un altro livello, oggi lo sta dimostrando non solamente con i 2 gol, con una partecipazione emotiva, tattica e risolutiva di assoluto valore. Cacia è il migliore in campo. Daniele Cacia, nostro uomo partita Sky. Le ultime indicazioni in partita di Andrea Mandorlini. Laner, Moras alza il pallone che si impenna, diventa un po' difficile per Bacinovic. Prima Cacciatore ha fatto un intervento importante che praticamente non si è neanche visto perché stava puntando Maiorino proprio Maietta, lui se n'è accorto, quindi Maietta è rientrato verso il centro dell'area e Cacciatore ha costretto poi Maiorino in un cross dal fondo abbastanza leggibile dallo stesso Maietta. Di fatto sono scaduti 4 di recupero ma si gioca ancora un po', c'è stata qualche interruzione anche durante questo extra time.
Juanito Gomez non riesce a trovare sbocchi, forse l'ultimissima occasione per il Vicenza. Vediamo il pallone da dietro di Pinardi per Malongà, ma questo è il momento in cui l'arbitro fischia la fine della partita per il Verona di Mandorlini. La vittoria per 3-2, la seconda vittoria consecutiva dopo quella con la Reggina. Il Verona che si arrampica in classifica a quota 8, rimane a quota 4 il Vicenza, ma va ribadito il concetto che con Claudio abbiamo già espresso tante volte durante questi 90 minuti. È stata una gran bella partita, ma veramente bella, perché poi giocata con un caldo soffocante, a ritmi sostenuti e anche con buone giocate tecniche. Chiaramente il valore assoluto dell'organico del Verona è superiore al Vicenza e si è dimostrato con il risultato, però il Vicenza mi ha fatto una buonissima impressione da un punto di vista tattico e della reazione ogni volta che è andata sotto. Solo l'ultimo gol di Maietta ne ha un po' depauperato, diciamo così, le intenzioni, ma rimane sempre, vedi, l'applauso dei tifosi è significativo di quello che sto dicendo. Applausi per tutti e da tutti, bene così, è stato uno bello spettacolo al Menti. Malongà per il vantaggio del Vicenza, poi la doppietta di Cacia per il sorpasso del Verona, il pareggio del Vicenza con il calcio di rigore di Pinardi e ancora il gol del 3-2 di Maietta. Adesso noi ci fermiamo, ma ricomincia lo studio con Roberta, Noè, Beretta e Sanzo con tutti i gol e tutti i commenti di questa quarta giornata della Serie B Win. Grazie da Vicenza, un saluto da Daniele Barone e Claudio Onofri.